L'idea di Carlsen è quello il prima possibile di spingere il pedone F e rientrare con la donna in prima traversa, avendo così donna e re invertito. Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vediamo una partita che ho giocato il campione del mondo online. Recentemente si è messo a fare qualche streaming online dove ha tirato fuori dal suo arsenale un'apertura incredibile penso che abbia inventato lui, dove lo scopo, vabbè, facciamo che te la spiego man mano che ti faccio vedere la partita. Qui ha giocato contro un maestro internazionale con un punteggio di lices superiore ai 2600 punti, quindi non stava giocando contro il primo che capitava. C3 è stata l'apertura di Carlsen, D5, donna A4, cavallo C6, donna H4, cavallo F6 e attenzione, re D1. Forse ti sta venendo in mente qual è l'idea. Tra l'altro ho inserito qui a fianco la barra delle valutazioni. Quando la barra si fa tanto nera vuol dire che il vantaggio è del nero, quando la barra si fa tanto bianca il vantaggio è del bianco. Il vantaggio qui è del nero di meno 3 e 48. L'idea di Carlsen è quello il prima possibile di spingere il pedone F e rientrare con la donna in prima traversa, avendo così donna e re invertito. Sembrerà una cavolata, ma questa cosa destabilizza l'avversario in una maniera incredibile, che è abituata a vedere la regina di qua e il re di qua. Questo setup può creare delle blunder importanti e dei bias cognitivi all'avversario. Andiamo a vedere come va a finire la partita. E5, il nero segue i principi generali del gioco, sviluppo dei pezzi, controllo del centro, guarda qui che meraviglia. F3, alfiere F5, tutto secondo i piani. Il vantaggio del nero è sempre enorme, ma qui il buon Tartakover, che è stato uno dei più grandi giocatori del passato, direbbe non c'è cosa più facile che perdere una partita vinta. E in effetti il nero ha già da questa apertura orrenda del campione del mondo la partita in tasca, ma chissà se riuscirà a tenere la posizione. Donna E1, questa è la posizione dopo mossa 6. Due pedoni bruttissimi qui, è riuscito a fare peggio della difesa 300. I due cavalli che non possono andare in C3 e in F3 e la posizione del re e della regina invertiti. Di contro c'è l'avversario che è avanti assolutamente di sviluppo. Adesso si potrebbe sia arroccare lungo che arroccare corto. Alfiere 7, qui il computer continua a consigliare la spinta di 4 H5. Io penso che contro un'apertura non convenzionale bisogna rispondere in modo non convenzionale, quindi prendere spazio il più possibile, lasciare stare, ok, sviluppo, arrocco, ma cercare di buttarsi avanti. Qui il computer spinge per la mossa di 4. Alfiere 7 sicuramente male non è, e adesso G4. Ricordiamoci che ora queste spinte si possono fare a cuor leggero perché qui non c'è il re, c'è la regina, quindi è molto importante. Alfiere G6, H4, l'idea è quella di spingere ed intrappolare l'alfiere, anche se mal che vada questo alfiere si potrà, tra virgolette, sacrificare, anzi è meglio il termine cambiare con il cavallo. H5 per impedire ogni avanzata, adesso si avanza con il pedone in G. Unica ritirata possibile è D7. In realtà possibile era anche G8, ma diciamo la meno peggio è in D7. Ok, il bianco ha spinto avanti un po' di pedoni, è riuscito a prendere un po' di spazio su questa che non so più se chiamarla ala di re o ala di donna, va bene, diciamo ad est, ecco, così sono tutti contenti. D3. È importante, guardate, nonostante questa apertura sia molto buffa, ma guarda come Carlsen adesso fa molta attenzione a non lasciare controgioco al nero, non creare buchi importanti. Per esempio la casa G4 non può rimanere nelle mani del nero, quindi ci sarà un pedone che controllerà questa casa, e guarda anche come riuscirà a sviluppare tutti i pezzi. Io penso che queste cavolate siano allo stesso tempo molto didattiche. Cavallo C5, il cavallo torna nella metà scacchiera dove è in grado di fare più danni possibili. Cavallo in D2, questo cavallo vuole andare in B3,
questo cavallo vuole supportare le spinte in E4, questo cavallo vuole supportare la spinta in C4, lo scopriremo fra poco. A5, cavallo in H3, e ora anche qui bisogna capire questo cavallo dove può andare. In F4 credo che non possa andare, quindi forse F2, e questi cavalli poi convergono benissimo sulla casa E4, solo che la casa E4 è super controllata dal nero, quindi vediamo come va. A4, mossa buona, suggerita anche dal computer, che vuole prendere spazio il più possibile, e adesso cavallo F2. Mi viene sempre tanto da ridere, gli alfieri sono ancora a casa, i cavalli sono in seconda traversa e le torri non sono mai state mosse dall'inizio della partita e siamo a mossa 13. Donna di 7, alfiere H3, questa è stata un'imprecisione, guarda la barra del nero come dopo questa mossa ha perso un pochettino di potere. Perché? Perché permette alfiere H3 con guadagno di tempo. Questo è il primo errore che farà in partita il maestro internazionale, ma ne farà anche un altro simile a questo, dove permetterà a Carlsen di guadagnare tempi grazie agli attacchi sulla donna. Alfiere F5, cambio gli alfieri e donna F5. Adesso c'è E4 che è molto interessante, il pedone F3 si indebolirebbe ma è tenuto fortunatamente dal cavallo in E2, quindi E4. Altra spinta consigliata dal motore è C4, che è molto interessante. A seguito per esempio di una spinta del pedone si creerebbe questo buco magnifico su E4 dove Carlsen potrebbe impiantarci prima un cavallo e poi l'altro. Ma la partita prosegue invece con E4, la donna decide di ritirarsi in D7 e adesso donna E2. Tutto insomma ben controllato, cavallo E6. Questo è il buco che vede il nero, vediamo come decide di continuare la partita. E per D5 l'idea è che se ora vai qui io posso rifarmi grazie a questi attacchi e alla fine c'ho anche scacco, quindi non ops, adesso tocca al bianco, dopo una roba di questo tipo io scacco e dopo questa il bianco sarebbe nettamente in vantaggio. Quindi questa mossa costringe il nero a prendere iniziativa, l'unica per evitare la forchetta è donna D5. E adesso, attenzione, donna in E4. Si chiede il cambio delle donne per pareggiare il più possibile il gioco. La barra delle valutazioni è ancora in favore del nero, ma ancora per poco. Il nero chiaramente avendo il vantaggio, e qui bisogna fare varie considerazioni, perché qualcuno mi dice ma come, io so che quando sei in vantaggio devi cambiare i pezzi, perché qui il nero non vuole cambiare i pezzi? Qui il nero giocò donna di 6. Ci sono vari tipi di vantaggio, c'è il vantaggio di materiale, il vantaggio di spazio, il vantaggio di iniziativa, il vantaggio di tempi e di sviluppo. Qui il nero, che io sappia, almeno se non mi sono perso qualcosa, non è in vantaggio di materiale, ma è in vantaggio di sviluppo. Ed essendo lo sviluppo un vantaggio dinamico, lo devi concretizzare. E se tu cambi le donne non lo concretizzi più, alleggerisci la posizione. Quindi siccome il nero vuole concretizzare questo vantaggio di sviluppo, decide di tenere in gioco le donne. Viceversa Carlsen invece, che è in difficoltà, vuole assolutamente cambiare per cercare appunto di appiattire la differenza fra il vantaggio di sviluppo del nero e il ritardo di sviluppo del bianco. Donna di 6, mossa poco precisa, ancora una volta guarda come sale la barra perché permette cavallo C4 con guadagno di tempo attaccando la donna. La donna si deve ritirare, va in D7 e adesso finalmente si porta a sviluppo anche l'ultimo pezzo leggero del bianco. Qui chiaramente si potrà giocare subito anche cavallo per E5, poiché dopo questo la donna non può catturare poiché il cavallo tiene. Sarà stata una svista, ma vedremo che questa svista continua per qualche tempo. È una partita blitz, ecco, no, forse non l'ho detto, è una partita a 3 minuti online, quindi succedono queste cose, oppure semplicemente Carlsen voleva completare lo sviluppo e fregarsene. A Rocco Corto c'è ancora questa mossa, ma prima viene giocata torre G1 e su alfiere C5 finalmente si decide di catturare questo pedone. C per E5, donna per E5, alfiere, donna. Ok, super mega cambi, guarda come la posizione, diciamo che la linea arriva quasi a parità.
siamo semplicemente a un meno 0,89, chiaramente la linea è ancora sbilanciata per il nero, ma si sta appiattendo tutto il vantaggio. Torre in F va in E8, la torre si viene piazzata su questa colonna aperta e ora cavallo in E4. Questa è una mossa geniale. Il cavallo difende la donna, poiché tra l'altro è supportato a 2 pedoni, e questo cavallo non può essere scacciato, perché se il nero ora, per esempio, gioca F5, dice così faccio attacchi di scoperta, il cavallo si toglie, poi io tolgo il mio cavallo, attacco la donna, beh, ce l'ha presa al varco, da ricordarsi sempre. Quindi il cavallo non può essere attaccato e viene giocata invece torre in A, va in D8. Il nero, sempre secondo le linee guida, centralizza le torri, che è sempre cosa buona e giusta. Adesso la posizione è completamente pari. Il re si toglie, adesso qui c'è tra l'altro un doppio attacco sul D3. Il re, oltre a togliersi dall'inchiodatura, va a dare una mano alla difesa di questo punto. Donna D5 e adesso torre in G2. Qui Carlsen si era fermato un attimino prima di giocare torre G2, aveva provato a calcolare che cosa sarebbe accaduto su cavallo F6. C'è innanzitutto un bel attacco triplo, quindi avrebbe costretto il nero alla cattura, e questo scacco di scoperta purtroppo non avrebbe portato a nulla, poiché adesso per continuare l'attacco, per esempio, donna E4, dopo il cambio delle donne, il bianco si trova semplicemente in svantaggio di materiale, quindi non c'è compenso. Torre G2, donna F5, torre in E1, cavallo in F4. Ottima casa per questo cavallo, la torre si deve spostare e va in D2. Cavallo G6 attaccando questa debolezza, donna F2 proteggendo. Donna D5 e adesso re B1. A questo punto viene giocata B5 e adesso, dato che l'arrocco, benché manuale, del bianco è qui sull'ala di donna, l'idea appunto del nero è quello di rompere questi pedoni. Carlsen gioca A3, anche lasciando questa casa nelle mani del nero, ma l'idea è evitare che il nero possa mai spingere questi pedoni. Guarda come controlla benissimo tutto e come questo cavallo è veramente imbattibile. C5, segue D4 e dopo cattura, qui il bianco sta decisamente bene con una torre al centro che attacca sulla donna. Per la prima volta penso c'è un leggero vantaggio del bianco. Donna in F5, re in A1, cambio di torri e ora chiaramente qui il nero ha mosso molto velocemente, decide di giocare torre in C8 sia per togliersi dagli attacchi a raggi X e sia per dire ok, metto la torre in una posizione interessante. Tra l'altro la torre è anche controllata dalla donna e ora dimmi perché questa barra della valutazione è andata totalmente in favore del bianco, perché c'è attacco doppio su torre e donna. La donna si ritira, cambio, chiaramente non avrebbe senso catturare la donna, cattura del cavallo. E ora la posizione è abbastanza tragica. È abbastanza tragica perché la partita continua con... Tra l'altro qui mancano pochi secondi, ci sono tantissime buone continuazioni. Il computer suggerisce sempre donna D5 per portare un pochettino di noie da questo lato, per andare a seguito per esempio di cavallo, per andare ad attaccare il punto F7. Però è una posizione complessa, con poco tempo. Il nero è comunque un maestro internazionale, non il primo piccio che passa per strada, quindi Carlsen dice senti, adesso io gioco donna E4, innanzitutto tengo tutto e questa è sempre una cosa buona e giusta. Come dico sempre, se tu guardi le partite dei grandi giocatori, loro cercano sempre di tenere tutto, cioè nessun pezzo è sospeso, perché con i pezzi sospesi ci sono sempre le tattiche dietro l'angolo. Tengo tutto con l'idea che adesso il nero gioca donna D7, la partita è andata proprio così e adesso questo era l'obiettivo di Carlsen, cambiare le donne, e a seguito del cambio di donne la partita è praticamente finita. La barra di valutazione è totalmente del bianco, vado avanti velocemente, ma qui è solo, come dicono i libri di scacchi, è tutta questione di tecnica. Ok, cattura
E beh, qui abbiamo 3 pedoni passati sull'ala di donna, abbiamo una torre che potrà anche sacrificarsi per questo pedone passato tranquillamente, e qui il nero continuò per qualche altra mossa, poi la partita finì. Che cosa ci portiamo a casa da questa partita? Quello che a me entusiasma di queste cose è che cioè, ragazzi, se uno di noi gioca contro un maestro internazionale un'apertura del genere, perde alla 10ª mossa. Carlsen, conoscendo bene gli scacchi, è riuscito a tenere la posizione, a creare problemi, a tenere tutti i punti chiavi, e nel momento giusto è riuscito a piazzare al meglio i suoi pezzi. Questo cavallo in C4 sta benissimo, a un certo punto riesce ad andare anche in vantaggio di materiale, e poi questo cavallo in E4 che da lì non riesce più a essere spostato. Le colonne sono chiuse, quindi le torri sono praticamente inefficaci, e niente, seguono poi una serie di semplificazioni fin quando, questa è la svista, diciamo, mortale. Ma prima di questa svista comunque la posizione non era un granché, c'era comunque da giocarsela e da lavorare. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto, anche se è tratto da una blitz, ma io credo che da questi grandi campioni ci sia sempre da imparare. Bene, allora ci vediamo domani come al solito in un nuovo video. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!